Finora, parlando di Noè, è stato fatto solo un vago accenno all'arca, che pure è l'elemento principale della storia. Secondo il testo biblico, l'arca, Tevach in ebraico, misurava 30 cubiti di larghezza, 300 di lunghezza e 50 di altezza. Ebbene, tenendo presente che per la cultura ebraica ogni lettera corrisponde a un valore numerico e viceversa, queste misure corrispondono alle lettere Lamed, Shid, Shin e Nun, che legate insieme compongono la parola Lashon, ossia linguaggio. In sostanza, l'arca equivale alla parola. L'arca è la parola pura con il suo proprio significato. Leggendo in questi termini, dunque, il mischiamento delle acque di sopra con le acque di sotto, che secondo la Bibbia dà origine al diluvio, deve essere interpretato con la perdita di significato delle parole, dove cioè le parole che in origine hanno un significato alto vengono degradate a un valore più basso, mentre le parole volgari vengono viceversa nobilitate. Per tornare al discorso di prima, se ci pensiamo, un abuso non è più un abuso se si convince la gente a chiudere un occhio. Un insulto è legittimo se a pronunciarlo è un uomo che riveste un'alta carica di governo. Le fake news sono accettate se sufficientemente divulgate e così via. Ecco dunque il diluvio, il Mabul, che appunto deriva dal verbo echit balbel, mischiare, confondere. Ed ecco l'arca, il necessario luogo di rifugio dove l'uomo che vuole salvarsi dal diluvio conserva il vero significato delle parole. Per questo motivo, secondo la Bibbia, l'interno dell'arca è precisamente diviso in scomparti, perché tutto abbia di nuovo il suo posto, perché così si preservi il vocabolario umano dell'etica e della responsabilità, che sono le vere e necessarie basi della libertà. Solo prendendo coscienza dell'arca, solo se le nostre vite si fanno davvero tabernacoli di significato, possiamo a nostra volta, come noi, uscire dall'arca verso il mondo. Solo così possiamo dare di nuovo un senso al nostro ruolo di custodi della bellezza del creato. L'ora della sera.